una buona carica di caffeina prima della partenza. Oggi facciamo un giro ad anello con 2 ferrate, ferrata Ragusella e ferrata Averau. Il nostro punto di partenza è il Passo Giau e adesso ci incamminiamo sul sentiero 438 fino ad arrivare al rifugio Nuvolao. Ci troviamo all'interno del gruppo delle Dolomiti Ampezzane e già da Passo Giau, come potete vedere, il panorama è spaziale. Dopo pochi minuti dalla partenza, adesso seguiamo il sentiero 443, rifugio Nuvolao Ferrata. Manca poco per arrivare all'attacco della ferrata. Adesso seguiamo il sentiero 438. Eccoci qui, siamo arrivati all'inizio della via ferrata. Ci siamo messi tutto quello che serve e adesso sempre più in alto! Abbiamo terminato la prima ferrata, panorama molto bello e adesso saliamo al rifugio Nuvolao. Eccoci arrivati al rifugio Nuvolao, in uno scenario dolomitico pazzesco. Foto di rito, riprese e adesso scendiamo al rifugio Averau. Scesi al rifugio Averau, adesso da qui saliamo all'omonima cima e seguiamo l'indicazione ferrata Averau. Super contenta per aver superato questo primo tratto attrezzato. Adesso continuiamo verso la cima. Ancora pochi metri e dopo siamo alla croce.
Soddisfazione immensa, siamo arrivati alla croce della cima Verao. Il panorama è uno spettacolo. Purtroppo è arrivato il momento di scendere dalla cima. Lasciamo la cima Verao con il suo immenso e fotografico panorama e facciamo ritorno al rifugio a Verao. Questo tratto di ferrata, fantastico! Bellissima, con i piedi a terra! Dalla cima a Verao sullo stesso percorso che abbiamo fatto nell'andata e siamo arrivati all'omonimo rifugio. Adesso torniamo al punto di partenza al Passo Jau. Manca pochissimo per arrivare a Passo Jau, però su un bellissimo prato chiudiamo il nostro giro ad anello. Ragazzi, oggi ho fatto ben 2 ferrate, non l'avrei mai detto, ma ce l'ho fatta ed è andato tutto bene. La prima ferrata, Ragusella, è alquanto tranquilla, non richiede nessun impegno tecnico. La seconda ferrata, quella che sale alla cima a Verao, richiede un po' più di impegno, ma comunque è fattibile. Il giro di oggi è al 100% panoramico, dall'inizio alla fine. Lo sguardo è catturato sempre da queste favolose montagne. Anzi, mi raccomando, il kit da ferrata e un po' di coraggio. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!